Caligiuri, che è presidente della Società Italiana di Intelligence, nonché docente all'Università di Calabria, se non mi sbaglio. È corretto, professore? Della Calabria. Della Calabria. Allora, con i nostri ospiti parliamo di un'iniziativa che si è tenuta pochi giorni fa, no, professor Cevolini? Sì, pochissimo, il 13 di marzo alle ore 15 al Centro Veritas di Trieste, quello... di Trieste, via Montecengio 2. L'argomento era, professore, così? L'argomento era geopolitica della mente, che è il tema trattato dall'ultimo libro del professor Mario Caligiuri, ed è praticamente una sintesi di molti argomenti che ha trattato in altri libri. Una summa nel presentarlo l'ho definita, perché parla sia della disinformazione, parla della intelligenza artificiale, parla delle tecnologie, ma soprattutto, e qui però darei la parola al professore, fa una sintesi sul contesto nel quale stiamo vivendo. E che, ecco, in quale contesto stiamo vivendo, professore? Perché qua veramente è un po', ci si sveglia la mattina, non si sa a che cosa si va incontro. Sì, viviamo nell'incertezza, viviamo in più contesti, viviamo in più mondi, in più dimensioni. La prima è che viviamo in una dimensione fisica, digitale e ibridata, quindi 3 mondi contemporaneamente, sì, che noi continuiamo a descrivere invece con parole, categorie culturali, concetti mentali di un mondo superato. Quindi se è incerta la definizione, incerta è la spiegazione, e quindi siamo in difficoltà. Secondo me questo è uno dei dati principali di questo tempo. Le chiedo una cosa che a noi sta un po' sconvolgendo, magari ci si sconvolge per altro, però siamo fatti una riflessione proprio sull'intelligenza artificiale, no? Fino a, credo, un paio d'anni fa, l'intelligenza artificiale veniva vista come, non voglio dire la panacea di parecchi mali del mondo, ma insomma veniva vista come qualche cosa di positivo, insomma, no? Di interessante. Da un po' di tempo a questa parte, invece, dal giorno alla notte, l'intelligenza artificiale sembra diventata un po' il nemico. Probabilmente la verità sta in mezzo, credo. Oh, ma di intelligenza artificiale non si parlava affatto fino a pochissimi anni fa. Così come il digitale, prima internet era considerato una terra promessa, adesso invece è la sentina di tutti i mali, e in ogni caso le posizioni estreme non colgono i dati essenziali sempre. E io credo che quando si parla di intelligenza artificiale si parla di un elemento che sta veramente sconvolgendo la società, perché il digitale combinato con l'intelligenza artificiale sta comportando per l'umanità un salto di specie. È il bruco che sta diventando farfalla, è l'uomo di Neanderthal che sta diventando l'Homo sapiens. Quindi viviamo una metamorfosi del mondo che noi non riusciamo a descrivere per nulla, che non capiamo. Che non capiamo, sì. È l'esempio, per esempio, di questi giorni, dell'atto che regolamenta l'intelligenza artificiale a livello europeo, che è stato giustamente definito come il primo atto al mondo che cerca di regolamentare l'intelligenza artificiale. Secondo me è un atto che serve a poco, che non possiamo regolamentare con le leggi. C'è uno strumento di un armamentario superato, di un mondo che sta cambiando, un fenomeno che cambia da momento in momento. Stiamo parlando veramente del nulla. Ecco, in una, diciamo così, realtà come quella che ha descritto il professor Caligiuri, diventa difficile poi anche analizzare quello che sta succedendo, le guerre, i conflitti, la politica stessa. Sì, diciamo che sulla traccia delle riflessioni, perché il professor Mario Caligiuri è anche l'inventore del Master in Intelligence dell'Università della Calabria, ma che è stato il primo studio scientifico dell'attività di intelligence,
e quindi tra l'altro un master che ha un grande successo, diverse edizioni ininterrottamente dal 2007 fino ai giorni nostri. Noi come Università di Udine siamo nati per gemmazione con l'aiuto del professor Caligiuri e ci siamo dedicati all'intelligence e alle nuove tecnologie, e da 5 anni che siamo attivi. Però ecco, l'intelligence è uno strumento per comprendere anche che cosa sta accadendo, perché l'intelligence dovrebbe, ma su questo anche qui penso che abbiamo bisogno del conforto del professor Caligiuri, deve porsi i problemi per esempio per la continuità dello Stato, per la continuità delle istituzioni, e quindi deve capire un po' di più di noi, forse anche un po' di più dei nostri politici, o almeno spiegare ai nostri politici cosa dovrebbero fare anche tra le varie cose. Però su questo sentiamo cosa ne pensa. Perché c'è poi anche questo concetto di intelligence che è parecchio affascinante, perché magari a chi non è dentro le cose ricorda un periodo dove forse tutto quanto era più facile, no? In realtà il concetto stesso di intelligence muta col passare degli anni, con l'affermarsi appunto anche di nuove realtà come quelle di cui abbiamo discusso fino adesso. No, certamente, ma noi con la parola intelligence definiamo 3 cose diverse. Definiamo un apparato dello Stato, i cosiddetti servizi segreti, definiamo un metodo di trattazione delle informazioni e definiamo un complesso di funzioni. La definizione migliore di intelligence secondo me l'ha data Bill Gates parlando di altro. Dice Bill Gates: ho una certezza semplice ma incrollabile. Il modo migliore per prevalere sugli altri è quello di eccellere sul terreno dell'informazione, cioè nel modo con cui si raccolgono, analizzano e utilizzano le informazioni. Di cosa ha parlato Bill Gates? Ha parlato delle fasi principali del processo di intelligence: raccolta, analisi e utilizzo, che è qualcosa che impieghiamo tutti, di cui facciamo uso tutti. Quindi serve alle persone, serve alle aziende, serve agli stati. È una necessità sociale l'intelligence. Io cito a questo punto una frase che viene attribuita, perché non si è visto il filmato, insomma così, quando la regina d'Inghilterra qualche anno fa, in piena crisi finanziaria, quando disse agli esponenti della London School of Economics: ma non è che potevate prevedere tutto questo? Non so se l'è stata detta, se viene avrebbe potuto dirla, perché insomma conoscendo. Ecco, voglio dire, la situazione in cui ci si è trovati da qualche tempo a questa parte poteva essere in qualche modo prevista? Allora, diciamo che intanto... E se no, qual è stata la variabile che avrebbe reso impossibile tutto ciò? Intanto io sono cresciuto in una facoltà di economia come giurista di diritto pubblico dell'economia anche, e agli economisti non ho mai visto riuscire a prevedere una crisi, meno che meno quella Lehman Brothers o così via. Tant'è vero che lì le agenzie di rating addirittura davano le 3A, ma lì forse c'era anche qualche sostegno, ecco. Quindi diciamo per prevedere queste crisi bisogna essere dei grandissimi economisti che si contano sulle dita di una mano. Non so, Keynes per esempio, non a caso Keynes per esempio ha previsto che sarebbe andata male con la Germania quando c'è stato il trattato di pace della prima guerra mondiale, che con le punizioni alla Germania. Infatti si è sfilato dalla conclusione dei trattati, dal far parte di quella situazione, proprio perché aveva capito che sarebbe andato a finire male poi. Ecco, quindi i grandi che prevedono queste cose. Ecco, qui ne abbiamo uno però, questo volevo dire. Qui abbiamo il professor Mario Caligiuri che scrive 7-8 libri all'anno, studia prima da professore ordinario di pedagogia, quindi con un approccio puramente intellettuale le cose, e quindi è un grande maître à penser. E poi però anche con questo master in intelligence ogni giorno, perché è un master con 300 ore di didattica almeno, è un master che anche studia poi quotidianamente le situazioni con esperti, e quindi sta
nell'attualità riesce anche a delle risposte. Poi il professor Mario Caligiuri è modesto e quindi diciamo non si lascia andare a previsioni, ma in realtà non si lascia andare a previsioni esplicitamente, ma in realtà leggendo i suoi libri sono strumenti per capire la realtà in funzione del futuro, perché per esempio anche l'approccio sul diritto, il mio maestro De Vergottini mi ha insegnato sempre anche a guardare l'effettività del diritto. I giuristi normalmente, spesso quelli che si ispirano diciamo a un altro tedesco che non è Carl Schmitt ma è Kelsen, studiano la dottrina pure del diritto, pensano che il diritto sia una scienza perfetta, come la matematica, astratta, come una geometria che parte da assiomi e poi si descrive tutto. Però in realtà proprio la competenza del professor Caligiuri ci dice che per esempio sulla disciplina della riservatezza dei dati personali è tutto molto come dire, non effettivo, nel senso che in qualche caso ci potrà essere qualche caso nel quale c'è una punizione, una sanzione, ma non sempre. Alcuni giuristi dicono no, ma a me non mi interessa se poi non è effettivo, l'importante è che io come giurista possa dire si deve far così per rispettare il diritto, poi se il diritto non è rispettato, in realtà bisogna avere anche questa attenzione. E il professor Caligiuri, come ci ha detto prima, per esempio per l'intelligenza artificiale, che non è ancora entrato in vigore quel regolamento, in realtà si affida, ce lo spiega, alla responsabilità del programmatore, e quindi di cosa stiamo parlando? Oppure adesso invece ne abbiamo parlato nella nostra riunione di mercoledì, che era anche la seconda lezione del corso di geopolitica e di storia, e cioè del Digital Service Act, nel quale ci sarà un obbligo delle piattaforme di controllare che non ci siano discriminazioni, che non ci sia linguaggio d'odio, quindi controllo sui contenuti, ma questo in realtà va a cozzare contro la Costituzione italiana, la libertà di manifestazione del pensiero, va a cozzare contro l'articolo 19, gli articoli 19, 18 e 19 della Dichiarazione dei diritti dell'uomo, l'articolo 10 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, quindi ci saranno dei problemi, soprattutto il problema perché il regolamento europeo è come se fosse un atto avente forza di legge, ovviamente parlando in maniera un pochino tranchant e guardando solo alla forza normativa. Però comunque noi abbiamo la Costituzione italiana e la Costituzione italiana lascia anche, non so, penso alla secessione, alla libertà di fare propaganda di secessione. Poi è vietato realizzare la secessione, secondo l'articolo 5 della Costituzione. Quindi si possono anche dire delle cose che sono contro la Costituzione e si ha diritto a dirle. Però questa roba qui entra invece in collisione col regolamento europeo e quindi abbiamo una situazione anche problematica poi dal punto di vista giuridico, oltre al fatto che non inapplicabile, e quindi ecco, quindi riuscire a prevedere i fenomeni della contemporaneità è difficilissimo. Il titolo di uno dei suoi libri, no, professore, è Come si comanda il mondo, e l'ha scritto assieme al professor Giorgio Galli. È curioso che sia non come comandare il mondo, ma come si comanda il mondo, ed è una differenza non da poco, insomma. Guardi, con il professor Galli abbiamo pubblicato 2 volumi. Il primo è Come si comanda il mondo, che parla delle multinazionali dei paesi occidentali, mentre il secondo libro parla del potere che sta conquistando il mondo e parla delle multinazionali dei paesi senza democrazia. Questo è uno spaccato di quello che accade all'interno del pianeta, che dimostra che le istituzioni pubbliche in Occidente sono subordinate al potere economico. Infatti nel primo volume, Come si comanda il mondo, spieghiamo chiaramente che chi indirizza le decisioni dell'economia incide sui diritti, sulla democrazia e sulla vita di ogni cittadino. Quindi
ha potere chi vediamo noi ogni giorno nei telegiornali o leggiamo sui quotidiani, invece dei nomi che conoscono pochi, come per esempio l'amministratore delegato delle banche, amministratori delegati e presidenti delle banche d'affari, gli amministratori delegati e presidenti, spesso coincidono queste funzioni di multinazionali finanziarie, che sono quelle che tra l'altro sono anche i proprietari delle agenzie di rating, che sono quelle che poi danno l'affidabilità agli stessi proprietari, e quindi immaginiamoci il circuito che viene creato. Quindi questo accade nell'Occidente. E nei paesi invece autoritari, senza democrazia, è la politica che detta le linee all'economia, e la globalizzazione favorisce chi assume decisioni veloci, e quindi i paesi democratici, per le modalità di selezione delle elite, sono in affanno rispetto ai paesi autoritari. Quindi la crisi della democrazia si può ricondurre a una ragione prevalente, che è l'inadeguatezza delle classi dirigenti, che è un problema sistemico e che riguarda tutto l'Occidente. Daniel Bell è un politologo americano che insegna in Cina, che ha pubblicato un libro in Italia edito dalla Louis Press, che si chiama Il modello Cina, in cui dimostra che in questa fase storica i sistemi democratici sono inadatti a creare delle elite pubbliche efficienti, e nella globalizzazione alimentata dal digitale, Luttwak parlava di turbocapitalismo già alla fine degli anni 90, primi anni 2000, e vincerà chi sarà in grado di decidere in maniera più adeguata rispetto alla complessità dei fenomeni e dei temi. E quindi, per esempio, lo scontro che c'è tra Russia e Ucraina, che cos'è se non uno scontro tra sistemi di governo? Sì. E quindi è evidente che è il tema su cui dobbiamo confrontarci con maggiore attenzione, ma senza pregiudizi, senza bias cognitivi, senza visioni ideologiche che non portano da nessuna parte. Siamo verso la conclusione, abbiamo ancora 2 minuti. Nella crisi che si è venuta a creare in Medio Oriente, no? Quella che Trieste sente di più è quella che riguarda soprattutto la questione del canale di Suez, una questione meramente economica. Lì la soluzione dove verrebbe ad essere? Perché è facile dire, boh, facciamoli fuori tutti, eccetera, gli Houthi, cioè, non credo sia praticabile. Adesso abbiamo mandato la missione militare e lì si tenterà con la missione dell'Unione Europea di difendere le nostre navi, ma anche lì le navi comunque calcolano che comunque c'è anche del rischio, anche se c'è la missione, cioè per rendere sicuri i mari forse bisognerebbe parlare con l'Iran, fare pressioni sulla Cina, come peraltro gli americani pare che abbiano fatto, pressioni sulla Cina che dica all'Iran di non sostenere più gli Houthi in quel modo e così via. Certo, noi dobbiamo tenere presente però che queste sono organizzazioni terroristiche che non sono degli stati. Per esempio, la prima lezione che abbiamo fatto del corso di geopolitica col professor Gastone Breccia ci ha parlato proprio della crisi del Medio Oriente, dicendo: attenzione, guardate che per Hamas il fatto che ci siano molti morti dalla loro parte di palestinesi è uno degli obiettivi, perché questo svaluta Israele. Certo. E quindi, cioè, vedete, il modo di ragionare completamente diverso. E anche gli Houthi non è detto che si facciano controllare pienamente dall'Iran, nel senso che l'Iran gli dà le armi, però gli Houthi poi possono fare per i fatti loro anche. È tutto incontrollabile, è tutto incerto. Grazie allora ai nostri ospiti, al professor Mario Caligiuri e al professor Guglielmo Cevolin per essere stati con noi. Buon lavoro ad entrambi e grazie ai telespettatori che ci hanno seguito.